Sì, COR è un progetto, COR Spazi Pubblici Palpitanti, è un progetto pensato per il Borgo di Fratta, appunto, che è stato finanziato con fondi PNRR. COR si compone di alcune attività culturali e in questi giorni qui stiamo accogliendo 3 artisti internazionali che faranno parte del cast, diciamo, di quest'anno dei Cortili dell'Arte. E una di questi 3 artisti, Desirée Pucci, lascerà una sua opera qui ad abbellire il borgo, lasciando quindi un segno di quello che stiamo facendo. Ma COR è anche di più, perché è un progetto di riqualificazione di questo sagrato della chiesa, di questa bella chiesa, ma anche di fabbricati che abbiamo acquisito come amministrazione qui nel borgo e che vogliamo riqualificare per dare nuova spinta al borgo che piano piano si sta ripopolando, e alcune coppie giovani hanno acquistato casa qui e insomma stanno mettendo su famiglia, quindi per noi questo è diciamo lo scopo principale, cioè quello di far rivivere questo borgo sì nei giorni dei Cortili dell'Arte, sì con l'arte, ma attraverso l'arte di far tornare le persone ad apprezzare queste dimensioni.